Euroregione News. Sotto ferrovia Santa Caterina, inaugurata la rotatoria in sostituzione del passaggio livello a Udine Ovest, con il presidente della provincia Fontanini, l'ex assessore alla viabilità provinciale Fabio Marchetti e l'assessore regionale Maria Grazia Santoro. Per quello che abbiamo fatto, quello che siamo riusciti a fare in pochi anni, ma opere significative che hanno dato un grosso contributo alla vivibilità, alla viabilità, al percorrere con più sicurezza le nostre strade. Speriamo che arrivino tempi migliori, ma sono un po' pessimista, non so cosa la pensi anche tu. Vedo il recente passato, gli ultimi 4 anni e mezzo in particolare, e guardo al futuro. Sicuramente non sono ottimista come lo eravamo nel 2008, Presidente, perché nel 2008 avevamo un'altra prospettiva davanti, ma soprattutto siamo riusciti a fare con poco tanto. È un'opera fatta dalla provincia di Udine che ha un'importanza assolutamente regionale. Non è un caso infatti che è stata finanziata dalla Regione e da RFI e che poi a un certo punto l'anno scorso, quando si pensava che il patto di stabilità avrebbe bloccato tutto, la Regione ha individuato quest'opera con nome e cognome come un'opera che avrebbe ricevuto degli spazi finanziari straordinari per più di 2 milioni. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.